Condanne complessive a 13 anni per i 3 kosovari arrestati a Venezia lo scorso anno con l'accusa di progettare un attentato a Rialto in nome dell'ISIS. Un'altra croce sul lavoro, 59enne di Bibbione muore dopo essere caduto dall'impalcatura di un albergo in ristrutturazione. Sparisce con i 2 figli piccoli, ricerche in tutta Italia per un cittadino tunisino in fuga da Bolzano con un furgone, la denuncia della madre disperata, l'ultima traccia a Verona. Le tensioni nel centrodestra stanno sempre più scientifiche tra Lega e Forza Italia. Forcolin rivela, Brunetta vorrebbe un accordo con il PD, gli azzurri smentiscono, l'esponente del Carroccio Rincare parla di apertura al Movimento 5 Stelle. Stasera alle 21:15 torna a Ring, la politica alle corde, riflettori sullo stallo di governo, intervista a Salvini e Martina, ma anche una seconda parte dedicata alla piaga del bullismo. Lascia i suoi 2 cagnolini chiusi in auto sotto il sole per andare a pranzo nel ristorante a Jesolo. Trevigiana denunciata dalla polizia locale, gli animali salvati dopo l'allarme lanciato da un passante. Va in archivio la Padova Marathon, partecipazione come sempre altissima, sulla lunga distanza vince un eritreo tra gli uomini, tempi record per le donne. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca a partire dalle condanne per 13 anni ai 3 jihadisti che progettavano di far saltare il ponte di Rialto in pieno centro storico a Venezia. Il rito abbreviato ha ridotto le pene e di conseguenza accorciato il tempo di detenzione per i 3 kosovari che fuori dal carcere saranno espulsi dall'Italia. I 3 vennero arrestati durante un blitz interforze nel marzo dello scorso anno. 13 anni complessivi di carcere ai 3 kosovari che progettavano di far saltare il ponte di Rialto. Il GUP Massimo Vicinanza ha condannato con rito abbreviato a 5 anni Aryan Babai di 28 anni, a 4 anni Dake Aziraji e Fisnik Bekai, arrestati nel marzo dello scorso anno durante un blitz interforze. I 3 più un quarto minorenne già condannato a 4 anni e 8 mesi, tutti di professione camerieri, si incontravano in un appartamento a 2 passi da Piazza San Marco per studiare l'ISIS e le tecniche di guerra. Il blitz del marzo 2017 durò 12 secondi. Alle 4 di mattina le squadre speciali dei carabinieri della polizia, GIS e NOX, bloccarono in casa i 4 kosovari accusati di avere dato vita a una cellula jihadista. In un dialogo tra 2 di loro si parlava di un attentato possibile al ponte di Rialto per guadagnarsi il paradiso. A far scattare indagini approfondite la minaccia di Aziraji al suo datore di lavoro. Un piccolo episodio, come lo definì l'allora procuratore reggente di Venezia, Delchi D'Ippolito, che però mise a galla una realtà legata al credo dell'ISIS, al proselitismo e alla preparazione fisica e teorica per compiere azioni. Nel corso del processo i 3 con memoria e testimonianza diretta hanno sempre sostenuto la loro innocenza, non ritenendo che inneggiare all'ISIS e agli attentati fosse un reato. Sono stati condannati per avere manifestato un pensiero, commenta uno dei difensori. Una volta che il giudice ha ritenuto che sussistesse la responsabilità, ci attendevamo una pena superiore a quella che è stata effettivamente irrogata. La difesa ha dimostrato che non c'è stato finanziamento all'ISIS, ma soprattutto che non c'è stata contiguità con ambienti terroristici, pur non negando la vicinanza agli ideali jihadisti. Contro la sentenza del GUP la difesa ha già annunciato di voler ricorrere in appello. E se reato vi è, ripeto, comportamenti di una certa gravità ce l'hanno, il reato è piuttosto quello dell'apologia di reato, quindi l'aderire o l'inneggiare a reati compiuti da altri. Di diverso avviso l'ex procuratore reggente di Venezia. Tutte le richieste della procura sono state accolte, a conferma che è stata una lunga indagine approfondita e meticolosa, svolta in ogni possibile direzione, condotta con grande professionalità da carabinieri e polizia, ha affermato Adelchi D'Ippolito commentando la condanna di questo pomeriggio. I 3, al termine della pena, saranno espulsi dall'Italia. Ancora un incidente sul lavoro, un 59enne di Bibbione è morto dopo essere caduto da un'impalcatura di un albergo in ristrutturazione. Un artigiano di 59 anni, Loris Biasio, è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura all'altezza del 4° piano dell'albergo dove stava lavorando, in via del Leone a Bibbione. La tragedia è intorno alle 13:30 del pomeriggio nel cantiere dell'Hotel Palace, in questi giorni in corso di ristrutturazione. Un gruppo di operai è corso immediatamente a soccorrerlo, mentre altri colleghi lanciavano l'allarme al 118. Ma i traumi della caduta da oltre 10 metri erano troppo severi. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo era già deceduto. Loris Biasio era nato a Torino ma viveva da sempre a Bibbione, dove aveva messo su famiglia.
Avvertita dai carabinieri, la moglie ha voluto recarsi sul luogo della tragedia, dove è arrivata in lacrime insieme ai militari. Sul posto anche i tecnici dello Spisal, giunti da Portogruaro. Per tutto il pomeriggio hanno parlato coi colleghi e con gli altri testimoni presenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sono in corso ricerche in tutta Italia, le ricerche di un padre che ieri si è allontanato con i 2 figli di 4 e 2 anni dall'abitazione di famiglia a Bolzano. Jamel Metenni, un cittadino tunisino di 33 anni, ha fatto perdere le proprie tracce, è in viaggio con un furgone, probabilmente in direzione sud. Il cellulare è stato localizzato per l'ultima volta nella zona di Verona. Ieri, al suo rientro dal lavoro, la moglie, una cittadina italiana di 28 anni, ha scoperto che il marito e i 2 figli, Yassin e Yasmin, un maschietto e una femminuccia, non erano in casa. Mancava anche un borsone dei vestiti, così la moglie ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Bolzano. La centrale operativa dei carabinieri raccoglie informazioni e segnalazioni allo 0471 337662. Voltiamo pagina, serrande alzate in quasi tutti i centri commerciali del Padovano. Il prossimo 25 aprile dura la CGIL che chiede un intervento legislativo a livello nazionale. Supermercati e centri commerciali regolarmente aperti il 25 aprile a Padova e provincia. Solo una catena della grande distribuzione ha annunciato doppio giorno di chiusura per i suoi negozi, compreso il 1° maggio. Gli altri, soprattutto nella festa di San Marco e della Liberazione, avranno i dipendenti al lavoro. Vanno l'ultimo tentativo di mediazione, le ultime mosse della Regione, che sta cercando di mettere a punto un regolamento che superi il decreto Monti Passera del 2011. Quello che serve veramente è una risposta di civiltà, quello che serve davvero per risolvere questa situazione è una risposta da un punto di vista normativo a livello nazionale. Casse aperte, commesse e commesse, i banchi o tra gli scaffali, una situazione più a macchia di leopardo si annuncia per il 1° maggio, ma per ora tutto è affidato alla buona volontà dei singoli operatori. Sono pochissime le realtà che rimangono chiuse, come al solito il 25 aprile ancora più del 1° maggio rimarranno aperti i grandi centri commerciali. Ancora veleni tra Forza Italia e Lega San Donà di Piave per le prossime elezioni comunali. Il vice governatore leghista Forcolin rivela il retroscena. Brunetta gli avrebbe telefonato minacciando un'alleanza degli azzurri con il Partito Democratico, e dalla Lega ribattono: in quel caso parleremo con i 5 Stelle. Brunetta, l'onorevole Brunetta senza far nomi, e quindi diciamo Renato senza far nomi, quando mi ha fatto questo tipo di telefonata, io, è una telefonata che davanti a testimoni si prende la responsabilità di dire che certo, Brunetta le ha telefonato dicendole noi siamo disposti io chiamo, c'è reserve, facciamo l'accordo col PD e vinciamo il primo turno, e io ho risposto semplicemente: ciao Renato, ti auguro buon lavoro. Io ho messo giù, sono stato anche elegante, credo, no? Potrei aver usato altri termini. L'aneddoto raccontato dal vice governatore Gianluca Forcolin, ospite alla Voce del Mattino su Antenna 3, è destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche interne al centrodestra a San Donà di Piave. Il candidato di Forza Italia, Oliviero Leo, sarebbe pronto a un'alleanza al primo turno con il PD Andrea Cereser per eliminare dai giochi la leghista Francesca Pilla. Ma il diretto interessato smentisce: solo una sparata dell'onorevole Brunetta, si schermisce Leo, non è la prima e non sarà l'ultima. E lo stesso Cereser cade dalle nuvole: mai sentito di questa proposta, assicura, e non mi piace commentare quello che avviene nel centrodestra, spero per loro che si chiariscano. Resta il fatto, ricorda Forcolin, che Leo è già stato vice sindaco di Cereser e PD e Forza Italia non sono nuovi a questo tipo di accordi. Qualcuno diceva ogni tanto a pensar male ci si azzecca, no? Io vedo il modello Jesolo, dove c'è un sindaco Forza Italia con un vice sindaco del PD. Se questo modello vuole essere riproposto a San Donà, ci sono tutti i crismi e ci hanno tentato fino all'ultimo, e questo è un tentativo di arrivare a questo modello. Noi prendiamo atto che invece il nostro modello è di un centrodestra compatto. Questa è la nostra idea anche per un eventuale ballottaggio, puntualizza Forcolin, ma se Forza Italia dovesse preferire il PD, ciascuno si prenderà le sue responsabilità. Anche a noi del resto le possibilità di un'alleanza non mancano. Non è detto che il ballottaggio non ci sia qualche elemento nuovo. Pensiamo solo all'ipotesi di un governo Lega 5 Stelle, magari sarebbero i grillini a dar una mano alla dottoressa Pilla, centrodestra appunto con la Lega, in una ipotesi appunto di vittoria finale.
Torniamo alla cronaca, una bimba è morta a poche ore dal parto. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha aperto un'inchiesta, è accaduto a Conegliano. La mamma alla seconda gravidanza si era sentita male sabato, accusava dei forti dolori. Così, assieme al marito, si sono presentate al pronto soccorso di Conegliano. La donna, alla 31esima settimana di gestazione, è stata ricoverata per tenerla sotto osservazione, ma con il passare delle ore il dolore aumentava ed il monitoraggio ha segnalato che la bimba soffriva gravi problemi respiratori ed un'insufficienza cardiaca. Così i medici non hanno voluto attendere un attimo in più ed hanno deciso di farla partorire con il taglio cesareo. La piccola è venuta alla luce ed è stata subito soccorsa dai pediatri, ma il cuoricino della neonata ha smesso di battere qualche ora dopo. Una tragedia immensa che ha distrutto la famiglia. Sotto shock anche la comunità dove vivono i genitori della piccolina, tra Conegliano e Pieve di Soligo. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto. Esprimiamo grande vicinanza alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale, e restiamo a disposizione per qualsiasi necessità. Medici ed ostetriche hanno fatto tutto il possibile per strappare alla morte la bimba, ha concluso Benazzi, ma è stata comunque aperta un'inchiesta per verificare quanto accaduto. È stato dato incarico ad un perito esterno che dovrà controllare passo dopo passo tutto quello che è stato fatto. Ed ora la morte di Stefano Carta, il 37enne moglianese trovato senza vita la mattina dell'11 aprile nelle acque del Rio San Giacomo a Venezia. La famiglia ha chiesto e ottenuto che venga fatta l'autopsia sul corpo dell'uomo. Il fratello fa un appello e chiede chi ha visto o sentito qualcosa parli. La salma verrà viceversa sottoposta ad autopsia, perché abbiamo fatto istanza al pubblico ministero. Ringraziamo molto il pubblico ministero, è stato molto sensibile e disponibile. A parlare è Ennio Carta, fratello di Stefano, trovato senza vita la mattina dell'11 aprile nelle acque del Rio San Girolamo a Venezia. L'uomo, 37 anni, che lavorava in un hotel del centro storico veneziano, la sera prima della tragedia aveva cenato con degli amici, poi si erano salutati. Da quel momento rimane avvolto nel mistero quanto accaduto e da quella notte il fratello Ennio, insieme alla famiglia, sta lottando per scoprire la verità. Ha creato una pagina Facebook dedicata a Stefano per mantenere sempre viva l'attenzione. Al momento sul corpo della vittima era stata eseguita solo un'ispezione cadaverica. La famiglia, che ha nominato un proprio perito, è convinta che l'autopsia possa fornire elementi importanti per le indagini, nonostante il dolore si aggiunga ad altro dolore. È veramente una cosa dolorosa anche quella dell'autopsia. Per me, nella mia famiglia, noi siamo carne e sangue di Stefano. Vederlo, immaginarlo insomma su un tavolo da obitorio con i chirurghi che armeggiano, è come se lo sentissimo noi. La famiglia non ha mai creduto fino in fondo all'ipotesi iniziale del malore. Il malore francamente mi sembra poco credibile, ci sembra a tutti noi poco credibile. Mio padre, il padre mio di Stefano, è stato per tanti anni medico all'Umberto I di Mestre, per cui siamo sempre stati controllati da quando eravamo bambini. Stefano invece potrebbe essere stato vittima di qualche malintenzionato. Stefano sapeva nuotare molto bene, ha fatto tanti anni in piscina, abbiamo una piccola casa al mare, però aveva un problema al piede. Se qualcuno ipoteticamente fosse accaduto qualcosa, questo non lo so, sono indagini di polizia, però se gli fosse accaduto qualcosa non sarebbe potuto scappare. Ennio Carta fa sua una frase pronunciata da Otello Montanari a proposito della morte di Pierpaolo Pasolini. Chissà, parli. Può aver visto o sentito qualcosa, lo preghiamo con tutto il cuore, di una famiglia distrutta, contatti la polizia. Ha lasciato i suoi cagnolini in macchina sotto il sole per andare al ristorante. Una donna trevigiana è stata denunciata per maltrattamento di animale. È andata a pranzo in un ristorante ed ha lasciato i suoi cagnolini chiusi in macchina sotto il sole. È accaduto ieri a Jesolo. Ad allertare la polizia locale alcuni passanti che avevano sentito le povere bestiole abbaiare continuamente. I due cani, razza pincher, erano nascosti sotto la cappelliera del bagagliaio. Non si vedevano ma si sentiva il loro abbaiare. Una giornata fra l'altro particolarmente calda. Sul posto, in zona Pineta, è arrivata subito una pattuglia della polizia locale che ha verificato la presenza dei due animali. Dopo aver cercato la proprietaria dell'auto, una trevigiana, i vigili
urbani hanno deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno quindi aperto la Mercedes senza causare danni. Appena aperta la vettura sono sbucati 2 cagnolini soccorsi subito. Gli è stato dato da bere. Poco dopo è stata finalmente rintracciata la donna. Secondo i testimoni sarebbero stati chiusi nel bagagliaio da ore, ma nonostante ciò si trovavano in discrete condizioni. La proprietaria, residente nel Trevigiano, ha ammesso di aver chiuso i cagnolini nell'auto perché doveva pranzare ed il ristorante non aveva consentito loro l'accesso. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali. Altri animali protagonisti questa volta sono dei corvi, uno stormo intero che ha preso di mira un edificio scolastico nel Padovano, a Piombino Dese, e il comune è corso ai ripari. È un assalto diventato pressoché giornaliero, quello di uno stormo di corvi che ha preso di mira le finestre della scuola elementare Palladio di Piombino Dese. Attirati probabilmente dai loro riflessi argentei, i pennuti si concentrano nel danneggiare le pellicole antisolari applicate su alcune vetrate. Il comune ha così deciso di correre ai ripari con una doppia contromisura, l'installazione di un dissuasore acustico e di sagome di falchetti. Ennesima mattinata di passione per gli automobilisti sull'autostrada A4 a causa di un furgone in fiamme per alcuni tamponamenti. Grisignano, mattinata di passione per gli automobilisti che si sono messi in strada sulla A4. Prima l'incendio di un furgone e il successivo tamponamento di alcune autovetture hanno provocato 6 km di coda in autostrada in direzione Milano. Alle 7:30 i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo il casello di Grisignano direzione Milano per l'incendio di un furgone cassonato. L'autista di una ditta rodigina di manutenzione del Verde, che viaggiava con 2 colleghi, si è accorto del malfunzionamento del furgone accostando in corsia di emergenza. Appena scesi hanno notato il fumo avvolgere il furgone e subito dopo le fiamme. I pompieri intervenuti con 2 mezzi, uno da Vicenza e uno da Padova, hanno spento l'incendio che ha completamente distrutto il furgone. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Poco prima delle 9 invece una serie di tamponamenti tra autovetture ha complicato ulteriormente la situazione, che solo verso le 10 è tornata alla normalità. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Ormai le multe ai padovani per uso del cellulare al volante si contano a migliaia, ma l'abitudine tra gli automobilisti rimane ancora molto diffusa. I dati di Padova, per quello che riguarda la polizia stradale, parla di circa 1000 contravvenzioni in un anno, abbiamo chiuso così il 2017, però nel 2018, e siamo ancora ad aprile, abbiamo già quasi raggiunto quel limite. Nonostante a Padova ci sia stato un boom di multe per uso del cellulare alla guida, per molti automobilisti la tentazione dello smartphone sembra rimanere talmente irresistibile da non poterne fare a meno neanche mentre si guida, un'abitudine potenzialmente molto pericolosa e che sta diventando trasversale per fasce d'età. Le multe sono in aumento sia perché la norma viene violata più frequentemente, ma anche e soprattutto perché, essendoci resi conto di questa criticità estrema per la sicurezza, abbiamo notevolmente intensificato il numero dei controlli e il numero delle contravvenzioni specifiche. 160 euro di multa e sottrazione di 5 punti dalla patente, ma c'è anche un'ulteriore conseguenza che forse ignorano in molti. Se si prende un'altra multa per uso del cellulare, entro 2 anni dalla prima, scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. E attenzione, in alcuni casi non occorre essere sorpresi in flagrante col telefonino in mano. Ormai è prassi comune nei nostri uffici, ma in tutti gli uffici di polizia, in caso di conducente coinvolto in incidente stradale, chiediamo tramite autorizzazione della Procura della Repubblica il traffico dati, che è traffico delle chiamate, ma è traffico quindi anche dei messaggi, SMS, WhatsApp e di tutti i social in generale. Restiamo a Padova, ma cambiamo decisamente argomento. Va in archivio la Padova Marathon, partecipazione come sempre altissima. Tra gli uomini sulla lunga distanza vince un eritreo, tempi record per le donne. 4.500 e 17.000 sono i numeri rispettivamente dei partecipanti alla Padova Marathon nella versione più lunga e quelli dei percorsi più brevi. La maratona da 42 km e la mezza maratona hanno avuto il consueto successo, leggero calo di iscritti, un centinaio per la distanza lunga come sta accadendo alle principali maratone italiane, mentre in forte crescita sono stati i numeri per la mezza maratona partita da Abano Terme. In 17.000 invece tra famiglie, bambini e anziani hanno affollato strade e argini di Padova. Per quanto riguarda i professionisti
professionisti, vittoria all'arrivo in Prato della Valle per l'eritreo Mogos Shumai, che ha battuto i 2 etiopi favoriti proprio nello sprint degli ultimi metri. Al 37esimo chilometro è stato un po' in difficoltà, ha avuto un po' di difficoltà, ma poi bene, dai. Gli ha detto di stare, mi ha detto che gli ha dato il consiglio di stare addietro, attaccato ai primi, e poi quando la gara era nel vivo a aumentare e vincere, è quello che l'ha fatto vincere. Shumai è allenato da Ruggero Pertile, il campione padovano che ora è direttore tecnico di Assilus Sport. Per lui l'Eritrea ha un futuro luminoso e può fare tempi da record nella maratona. Mi piace stare in questo mondo e cerco di fare del mio meglio, sia con delle persone che possono darmi soddisfazione. Spero molto negli atleti che alleno e spero di dargli le giuste motivazioni, le giuste voglie per diventare dei campioni. Tra le donne, primo e secondo posto per 2 etiopi, terza l'italiana Rosaria Console. Per la gara in rosa, tempi da record e abbassato il precedente limite della Padova Marathon. Sono felice perché sono state anche le gare competitive, nonostante il caldo, delle grandi gare. Abbiamo fatto il record nella maratona femminile e questo conferma che è un circuito veloce e dove penso possiamo toglierci ancora delle belle soddisfazioni. Unire nel nome dello sport tutti i popoli dell'antica Repubblica Serenissima. Con questo ambizioso obiettivo nasce una nuova corsa ciclistica che per il primo anno toccherà Veneto e Friuli, per poi estendersi anche a Carinzia, Slovenia e Croazia. 740 km da Musile di Piave a Trieste, passando per i luoghi martoriati dalla Grande Guerra e dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Si chiama Adriatica Ionica Race, la corsa ciclistica ideata da Moreno Argentin, campione del mondo su strada nel 1986. La prima edizione si svolgerà in 5 tappe attraverso il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo voluto partire dalla storia, prima di assemblare questo prodotto sportivo / turistico. Siamo partiti dalla storia della Serenissima. A sostenere il progetto anche il CT della Nazionale, Davide Cassani e gli ex campioni del mondo, Maurizio Fondri e Stegianni Bugno. I ciclisti partiranno il 20 giugno da Musile per la prima tappa fino al Lido di Jesolo. Il giorno successivo raggiungeranno Maser, ripartiranno poi da Mussolente per il tratto più duro, attraverso le Dolomiti fino ai 2233 metri del Passo Giau, poi da San Vito di Cadore a Grado e da lì a Trieste. La speranza è di allungare il percorso nelle prossime edizioni. Per il 2019 è già fissata una tappa in Carinzia e negli anni successivi si spera di chiudere l'accordo con Slovenia e Croazia per poter correre anche sulla sponda orientale dell'Adriatico. Questa corsa deve avere la forza di buttare giù le barriere e unire culture e popoli. Sappiamo bene che nella storia lo sport ha sempre unito le varie problematiche politiche in qualsiasi parte del mondo. Noi, anche se siamo piccoli, abbiamo questa ambizione nel nostro piccolo di fare la nostra parte. Torna come ogni lunedì alle 21:15 Ring, la politica alle corde. Si parlerà dello stallo di governo dopo la decisione del Presidente Mattarella di affidare al Presidente della Camera Fico un mandato esplorativo per un governo Movimento 5 Stelle PD. In studio Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega e ancora Alessandro Bisato del Partito Democratico e Alberto Gottardo, giornalista. Nella seconda parte invece ci si occuperà della piaga del bullismo. In studio il professore Trevigiano, che fu aggredito dal padre di un suo alunno. Prima però appuntamento con 20:10, in studio Andrea Ostellari, segretario provinciale della Lega Nord di Padova, e Stefano Pelloni dei giovani del Partito Democratico di Treviso. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui e passo la parola alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Dominio assoluto dell'anticiclone Apollo, sarà una bella giornata ovunque. Vediamo il dettaglio di martedì 24 aprile. Sul Veneto l'alta pressione, come detto, sarà protagonista con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, possibili soltanto isolati piovaschi sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime in aumento comprese tra 21 e 25 gradi.
Sarà una splendida giornata di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, poche novità rispetto ai giorni scorsi, tanto sole su tutti i settori della nostra regione, tuttavia non sono da escludere occasionali rovesci sui settori alpini. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, valori massimi molto gradevoli, oscillanti tra 22 e 25 gradi circa. Alta pressione sempre stabile anche sul Trentino Alto Adige, sarà infatti una splendida giornata di sole sulla nostra regione. Ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, ma con possibili occasionali temporali, specie al pomeriggio, sul Trentino. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi, valori massimi oscillanti tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.